Buonasera, bentrovati al Sindaco Risponde, l'appuntamento di tutti i martedì sera dalle ore 19.30 alle ore 20.30. Il Sindaco gentilmente viene a trovarci, ma è soprattutto a disposizione dei cittadini di Padova a tutte le richieste che hanno fatto e che faranno ovviamente in questa trasmissione, con i numeri che la regia manderà subito in onda. Per telefonare allo 049 80 77 753, per i messaggi 345 33 41171, poi per mandare le email, che ne abbiamo ricevute parecchie questa settimana, il Sindaco Risponde @gruppotv7.com, quindi ne attendiamo molte. In redazione c'è Denis e Elisabetta e la Jessica, dunque siamo tutti qui a vostra disposizione. Prima di iniziare però vi devo annunciare che martedì prossimo non ci saremo in questa trasmissione. Perché non ci saremo martedì prossimo? Perché TV7 Trivetta ha organizzato, assieme col patrocinio del Comune di Padova, che lo ringraziamo, ovviamente un evento molto importante per l'isola che c'è. Bambini che non potranno mai più guarire nella loro vita, hanno bisogno di posti letto, e quindi noi cercheremo di, anzi faremo davvero qualcosa di straordinario con un evento al Teatro Verdi con Robby Facchinetti. Allora, prima di spiegarvi il tutto, vi faccio vedere il filmato e poi ne parleremo. Allora, questo è un concerto che ovviamente come televisione, sempre col patrocinio del Comune, come vi dicevo, abbiamo organizzato per il Natale, un concerto natalizio, ovviamente sperando che il Covid ce lo permetta di farlo bene, perché stiamo attraversando un periodo non molto felice, però a quanto pare sembrerebbe che non ci siano problemi per quanto riguarda questo concerto. Ed è un concerto dove Robby Facchinetti con la sua band, con i coristi, con 50 elementi dell'orchestra di basso, fanno in anteprima, perché inizierà la loro tournée a marzo. È andato anche in Rai, è andato anche ovviamente in tutte le testate giornalistiche. Questo tournée inizierà a marzo, sarà in tutta Italia, nei più grandi palazzetti e in gran parte anche delle città europee. Quindi ha detto, gli abbiamo chiesto gentilmente, ieri sera è intervenuto in televisione e ha dato la sua disponibilità per rivisitare 15 canzoni dei Pooh con l'orchestra, con un coro davvero straordinario, e con altre canzoni con degli inediti. Dunque è una cosa davvero straordinaria, lo ripeto per l'ennesima volta, perché è una cosa unica da vedere in anteprima, a un costo accessibile, perché i biglietti del Verdi sono divisi in 3 prezzi: 40 euro la platea, 30 i palchi e 20 la gradinata, e quindi un costo è accessibile. Dobbiamo riempirlo perché l'incasso sarà devoluto interamente all'Olus L'isola che c'è. All'interno della serata verrà dato un riconoscimento a tutti i primari e i medici che hanno contribuito a salvare molte persone con il Covid. Sarà presente il Sindaco a fare queste premiazioni, quindi acquistate i biglietti perché fate un'opera davvero molto utile a questi ragazzi che ne hanno sicuramente bisogno. Poi alla fine rimanderemo il promo. Detto tutto questo, quindi martedì non ci saremo. Allora, ho molti mail, Sindaco, però mi ha detto Denis che abbiamo già 4 messaggi. Iniziamo da lì la puntata. Buonasera. Buonasera, non è che salutato, le chiedo scusa. Buonasera a tutti. Scusi Sindaco, le chiedo scusa. No, i telespettatori pensavo di averlo salutato, di aver salutato i telespettatori e i cittadini di Padova. Allora chiedo a Denis se legge già i primi messaggi.
Se andiamo col primo messaggio, Scuola Vivaldi via Moro. Come si può pensare di far fare educazione fisica all'aperto alle 8:30 ai bambini di prima media? Possibile non ci siano risorse come gli anni precedenti per avere una navetta? Sembra strano anche a me, obiettivamente alle 8:30 fa anche freschetto in questo periodo, però non lo so, ovviamente mi informo anche di questa cosa. Io ripeto quello che dico ogni tanto, non è che sappia tutto, cerco di informarmi e di fare il più possibile, non è detto che io sappia tutto, però un'osservazione importante, 8:30 educazione fisica, mi pare un po' strano, mi informo. Secondo messaggio, Dennis. È possibile mettere un altro rallentatore in circolazione via Bronzetti, altezza Ferramenta Bernardi, così da rallentare la circolazione la mattina e svuotare un po' via Sambin, intasata dalle 7:30 alle 9? I rallentatori sono normati dal codice della strada. Chi va veloce ha ragione del telespettatore, però dico una cosa, di solito in capita rovescio dico togliete i rallentatori. Se tutti sono un po' responsabili, stanno attenti alla velocità, ai pedoni, ai ciclisti e tutti quanti in modo di sicurezza, forse andiamo meglio. Mettere rallentatori sì, serve fino a un certo punto, ricordo che sono moltissima gente che dice togliete i rallentatori perché rovinano le sospensioni, perché per mille motivi, perché frenano improvvisamente e via dicendo, però cercherò di far sì che la polizia locale sia più presente in zona, questo posso fare. Andiamo con il terzo, Dennis. Perché non si possono fare i parcheggi custoditi come in stazione per le biciclette, soprattutto quelle elettriche, visto che avete dato i soldi per acquistarle? Monica. Dobbiamo trovare un locale per fare queste cose qua. No, non è semplice trovare un locale che tiene. C'era una volta vicino alla stazione un posto, noi stiamo verificando, c'è un sistema automatico per tenere le biciclette, stiamo vedendo col Comune di Verona come fare, però è a pagamento, perché dopo entra il discorso, ma come a pagamento, deve essere gratuito. C'è un sistema, ripeto, a Verona, è stato utilizzato, cerchiamo anche noi di riprendere questo sistema. Andiamo con il quarto. Via Montecengio è troppo buia, compresi i soliti giardini dei Gelsi, abbandonati a se stessi e allo spaccio. Buia, sono passato ieri sera francamente. Non c'è un'illuminazione abbastanza sufficiente che sia qualche piccolo fenomeno di degrado, ammetto, è un quartiere molto difficile obiettivamente ultimamente. Noi come sia sotto l'aspetto sociale, polizia di Stato e polizia locale stiamo badando molto alla sicurezza di questo quartiere. L'illuminazione è diverso, l'illuminazione è prevista di implementare di illuminazione a partire, se non sbaglio, da marzo-aprile con un nuovo impianto. Sindaco, allora poi ci scrivono, e sono diversi, io le riassumo in un'unica richiesta, e dicono che lei ha messo in parole povere la mascherina obbligatoria in città a Padova, però che va di sera o nel tardo pomeriggio con i giovani, ce ne sono moltissimi, ma dicono moltissimi senza mascherina. Può far sì che educatamente dicono, oppure multandoli, questa mascherina venga indossata? Perché la maggior parte dicono in città a Padova, dove lei ha dato l'obbligo, non ci sono. Io quando giro per Padova vedo tutti quanti con la mascherina. Il concetto della mascherina è evitare i raggruppamenti. Per cui, perché viviamo all'interno del muro del 1300, mura storiche? Perché così è controllabile la faccenda. Devo dire che sono moderatamente soddisfatto perché quando giro per Padova tutti quanti hanno la mascherina. Se c'è il ragazzo o l'adulto qualsiasi che gira in piazza da solo, ovviamente è sanzionabile, però non siamo a questo livello qua. Noi cerchiamo che non si diffonda il virus, facendo in maniera tale che non solo all'interno, ma anche all'esterno non tenga mascherina. Dove c'è grossi nuclei di persone, tipo in centro storico, in queste cose qui, siamo molto attenti. Vi ricordo che oltretutto, oltre alla mascherina, serve l'igiene delle mani. E una cosa importante, bisogna vaccinarsi perché il contagio sta aumentando in maniera esponenziale.
Bene, però la mascherina quindi basta... Mascherina è un modo per dire in centro, quando c'è la passeggiata classica, sabato, domenica, la sera, cerchiamo di mantenere le distanze e tenere la mascherina, questo è importante. C'è un messaggio che mi dice, di Nicola Caporello, dice: buongiorno, circa un mese fa ho letto sul Mattino che il Comune avrebbe stanziato 800.000 euro da prelevare dal tesoretto di 37 milioni a favore delle parrocchie. Nell'articolo il sindaco parlava di un bando entro metà novembre, salvo errori in Padova.net, non mi risulta col bando, potrebbe indicarmi riferimenti, le tempistiche e per quali progetti varrà? Proprio su Padova.net è scaduto venerdì della settimana scorsa, avevo a memoria, ha avuto un grande successo in quanto le parrocchie hanno grosse necessità economiche, progetti nel senso anche sociale, stiamo facendo tante cose e per noi le parrocchie sono importantissime. Se non sbaglio sono state una 60ina le richieste che hanno fatto, adesso vado a memoria, non credo di sbagliare, però già scaduto venerdì scorso è stato fatto un bando pubblico su Padova.net, per cui ha superato anche gli 800.000 euro stanziati per questa iniziativa, che devo dire ha riscontrato un successo proprio perché le parrocchie sono un punto di aggregazione importante, hanno molte necessità e di conseguenza siamo stati ben felici di mettere una piccola parte del famoso tesoretto a disposizione delle parrocchie. Ecco, senta, questo invece non è un... non solo le parrocchie, però tutti i luoghi di culto, non solo le parrocchie. Non solo le parrocchie. Tutti i luoghi di culto. Bene, questo non è un messaggio ma è una considerazione che la mia redazione ha preparato, che nei controlli del Super Green Pass, nel primo giorno dei controlli per verificare il rispetto del Super Green Pass, 2.310 persone controllate, 9 sanzionate, 492 esercizi commerciali controllati e 4 sanzionati. Il piano messo a punto dal Comune prevede l'utilizzo di 400 persone fra forze dell'ordine e personale messo a disposizione da Bus Italia per l'autobus. È soddisfatto? Molto. Stanno tutti collaborando, da partire dai ristoranti, dai bar, veramente abbiamo una popolazione come città collaborativa. Bus Italia ha messo gli steward, sono forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, tutti stanno lavorando affinché il contagio non aumenti, è molto molto importante. Io sono molto soddisfatto del comportamento proprio di Padovani se stesso. Ecco, ricordo in regia se ci sono messaggi, telefonate, segnalatemele. E poi l'altro riguarda il termovalorizzatore. Con il voto contrario del solo Comune di Padova, la conferenza dei servizi ha approvato il progetto di ammodernamento tecnologico dell'inceneritore di Padova, a condizione che siano rispettate severe prescrizioni migliorative della situazione in atto. Stato, sovrintendenza, autorità di bacino, vigili del fuoco, ARPAD, provincia di Padova e Regione hanno invece dato parere favorevole al progetto che prevede l'avvio di una quarta linea del termovalorizzatore di San Lazzaro a sostituzione delle vecchie linee 1 e 2 che verranno smantellate. Cosa mi dice? Che noi non abbiamo detto no, chiaro e deciso, perché non è chiaro il piano di rifiuti come sarà fatto. Nel senso, bruceranno da noi tutti i rifiuti, parte dei rifiuti, non è chiaro ancora la disagine epidemiologica, non sono chiare troppe cose, di conseguenza abbiamo detto no, per cui rispondiamo di quello che ci hanno chiesto anche il Consiglio Comunale che ha detto un no corale, per cui non c'è problema assolutamente, per noi non si fa. Perfetto, mi chiamano la pubblicità e vi ricordo i numeri per chiamare o mandare i messaggi in questa trasmissione, se la regia mi dà, eccolo qui, 049 80 777 53 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com. Prima mi sono dimenticato di dirvi che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. A tra poco.